Nell'ambito degli incontri dedicati all'educazione alla legalità si è svolto presso l'Istituto Gallo di Agrigento un incontro con gli agenti della Polfer. Si è discusso di sicurezza ferroviaria nell'ambito di un progetto già avviato denominato Train to be Cool, effettuato in collaborazione col Ministero degli Interni e il MIUR. L'iniziativa ha avuto luogo nell'auditorium dell'Istituto Gallo nella mattinata di ieri e ha visto coinvolti in due momenti diversi sia gli studenti delle terze, quarte e quinte classi che quelle delle prime e seconde. Gli agenti della Polfer hanno incontrato gli studenti informandoli sui pericoli delle insidie che si nascondono in un luogo apparentemente sicuro come lo scalo ferroviario. Durante le lezioni sono stati anche proiettati dei filmati, delle slide e dei giochi. I ragazzi sono stati così stimolati a individuare i comportamenti e i contesti pericolosi che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza propria dei cittadini. Hanno relazionato sulle tematiche della polizia ferroviaria i rappresentanti della Polfer di Palermo, accompagnati da quelli della locale sezione agrigentina. Tante le domande e i quesiti posti agli alunni in materia di sicurezza ferroviaria, essendo ormai dei luoghi molto frequentati alla luce di numerosi casi particolari rilevanti che sono accaduti in questi luoghi. Particolare spazio è stato dato alla cattiva abitudine tanto diffusa e pericolosa di camminare in strada come in vicinanza delle linee ferrate, ascoltando musica ad alto volume tramite auricolari o cuffie. Interessi hanno suscitato anche gli interventi sull'attraversamento dei binari senza munirsi degli appositi sottopassi e il fenomeno molto attuale del lancio dei sassi contro i convogli in transito. Questo e altri utilizzi impropri delle infrastrutture ferroviarie sono stati portati a conoscenza degli studenti che hanno interagito con i poliziotti facendo loro numerose domande per approfondire le tematiche trattate. Stamattina al Niccolò Gallo abbiamo in sinergia con la Polizia Ferroviaria un progetto per evitare che i ragazzi abbiano dei comportamenti a rischio quando prendono il treno. La scuola ha molto pendolarismo, pertanto oggi i nostri ragazzi stanno assistendo a una lezione viva su come evitare i pericoli quando all'uscita della scuola o quando vengono attraversano i binari. Vengono sottolineati i comportamenti a rischio.